Retroluna, diciamo... Perché retroluna è scritto retro, L apostrofo luna, quindi... Una perché, diciamo, io avevo bisogno innanzitutto di un titolo che rimarcasse le modalità binarizzate e polarizzanti che attraversano tutte le sillogi in maniera trasversale, diciamo. E come ho detto, ogni tematica non possiede un solo dogma, quindi un pluriloquo di tematiche, un pluriloquo di verità che si parlano l'un l'altro, e se uniamo a ciò il fatto che ognuno comunque nella vita deve in qualche modo confrontarsi con il proprio lato oscuro, quindi The Dark Side of the Moon, per dirlo alla Pink Floyd, mi è venuto in mente questo Retroluna. Allora, questa poesia si chiama 21. Sveglio la notte e le urlo in faccia, tutto l'orrore degli occhi. Erranti, ombre al cianuro coagulano nell'orme ormeggiata ai piedi. Nell'anonimo letto riconosco le spezzate linee del mio calco, ma non la calligrafia degli insonni calcoli. Per un grammo di quiete ne pagherei 21. Gli assiomi a noleggio non reggono un sol goccio di stige. Farneticanti legioni di visioni armate stridono denti e strozzano il respiro. Nel petto l'atrofico muscolo balbetta la febbre di pensieri, parole, opere e omissioni di soccorso ha imparato a ignorare da chi promette misericordia premettendo sofferenza. Catartica, dura lex, sed lex della pena per il pane è trucco da ciarlatani per ciarlatani. Ogni croce ha un peso diverso come ogni diverso quale sulla croce. Svuoto flaconi e riempio voragini. A strapiombo sugli incubi di domani simula equilibrio. Coi sogni di ieri non mi sono ancora rappacificato. Latenti loro, latitante io. E vuoi dirci anche di lavorare sulle foto? Sì, vabbè, le foto sono foto scattate da me, ho avuto, diciamo, questa... ho cercato sempre di veicolarmi attraverso un mezzo comunicativo, diciamo, che non sia la parola orale perché è quella che mi sta più stretta. E una di queste, una delle ultime che ho trovato appunto è la fotografia, e sono foto scattate da me, soprattutto mi vedo io perché non ho altri soggetti a cui fare le foto, quindi studio la luce e l'ombra su me stesso, diciamo. E questa poesia in particolare, volevo parlare di questa particolare poesia, è una poesia in cui si sente tutta l'angoscia fondamentalmente di notti vegliate al lume, diciamo, di incubi ricorrenti. Il titolo è ripreso diciamo, dal peso dell'anima, 21 grammi, e infatti quando dico per un grammo di quiete ne pagherei 21, cioè pagherei l'anima per un grammo di quiete, diciamo. Poi Fatti dire, scusami, ti interrompo. Luca, questo verso mi ricorda, no, il verso di Leopardi quando dice aspetta, mi ricordo, insomma, che anche lui volentieri con la morte avrei cangiato. Questo qua è, diciamo, il verso, sì. No? Questa qua mi ricorda molto come sensazione, come ispirazione le poesie di Leopardi a sveglio, no? Molto molto così. Sveglio la notte. Sì, sì. Poi c'è una seconda parte invece in cui c'è una sottilissima, ma non tanto sottile, diciamo, invettiva contro l'istituzione della Chiesa più che la Chiesa, più che la religione, perché c'è una... io non credo nella sofferenza per sofferenza, nel senso che la sofferenza deve essere catartica in qualche modo, ma deve impararti, deve insegnarti qualcosa. Trovo bellissimo il verso: ogni croce ha un peso diverso, come ogni diverso è uguale sulla croce. Sì, qui perché comunque io credo che c'è un'altra poesia di queste che dice, che si intitola "Al Golgota si sale soli", perché è vero comunque sia, la croce la porti da solo,
non è una somma corale, ma è una soma. Certo. Però ogni diverso poi diventa, è come la livella di Totò, alla fine ogni diverso è uguale sulla croce. Una volta mi hai detto, quando stavamo parlando, un gioco serio. Effettivamente è un gioco serio, perché gioco con le parole, con i significanti, per dare più forme di interazione al lettore, ma più forme anche a me per esprimermi. Ecco perché io ho detto Pessoa, no? Perché Pessoa, per dire quello che voleva dire, ha inventato 4-5 persone diverse, no? Invece tu hai inventato un nuovo linguaggio, quindi... Vabbè, un nuovo linguaggio. Vabbè, insomma, un nuovo modo, cioè, un modo diverso di fare poesia, un modo nuovo, un modo diverso di fare poesia. Quindi ecco, visto questa cosa, questa voglia, questa forza di comunicare, nel tuo caso, ecco, si evince così, queste parentesi che danno più senso a quello che è scritto, ma sempre, ecco, non sono però in contrasto l'una con l'altra, cioè i sensi gioco sono due parole diverse, ma non sono in contrasto, no, quindi voglio dire, il tuo concetto è ben chiaro comunque, non è che ecco, uno bianco e nero, no, bianco grigio magari, cioè nero grigio, ecco, sì, sono due sfumature dello stesso colore, esatto, quindi insomma vuol dire che quello che c'ha in testa e lo riesce a esprimere perfettamente. Sì. Vuol dire anche che è una cosa voluta e non che sia venuta a caso. Ecco. No, questo è assolutamente voluto, nel senso, questo gioco, ma per riprendere il gioco che mi ha fatto ridere quando me l'hai detto, il gioco serio è un gioco effettivamente che compio ma anche, te l'ho detto, per un mio amore di avere più vedute sulla stessa poesia. Non mi piacciono le verità statiche, assolute.